Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a questa piccola live splash del vostro marietto veneziano. Oggi parleremo delle pulizie energetiche, perché bisogna farle, cosa costano, il loro potenziale e quant'altro. Ma prima di fare questo, il vostro marietto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, se non l'avete ancora fatto, al mio canale, se sei qui di passaggio e non ti sei ancora iscritto, e di venirci a trovare nei nostri gruppi social su Face. Ad esempio, qui sotto abbiamo il link per raggiungerci, abbiamo due gruppi casti sacerdotali di 650 persone, di amicizie, e un gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, che ha più o meno 1450 amicizie. È gratis, si possono entrare tutti e li condividiamo, no, le nostre esperienze esoteriche del Degarma del Veneziano. In più vi ricordo che sempre qui sotto c'è il link per accedere al sito capitano.altervista.org, che ormai a livello nazionale italiano è uno tra i siti più conosciuti, dove ci sono 20 ebook fatti da Marietto nel 2015 e con altri esoteristi, in cui ci sono circuiti radionici, quadranti radiostesi, c'è tutto gratis. E ci sono anche le istruzioni che praticamente collimano anche con la sezione della playlist di lezioni gratuite. Ne ho fatti una sessantina, settantina di lezioni gratuite di radionica e radiostesia nel canale YouTube del vostro marito iniziale. In più abbiamo una sezione shop dove si possono comprare ad esempio questo amuleto talismano da 150 euro più 10 euro di spedizione e tanti altri servizi che il Degarama Eletro Veneziano propongono. Bene, iniziamo un po' a parlare di queste pulizie che proponiamo anche nella sezione shop. Perché si fanno? Allora, io posso parlare di due o tre esperienze. La prima esperienza semplice e basilare è che quando noi, ad esempio, ci muoviamo fuori del nostro habitat, fuori del nostro cerchio, della nostra rete di amicizie, faccio un esempio semplice, andiamo al supermercato. Nel supermercato c'è una promiscuità di energie importantissime, c'è tantissima gente, la merce arriva da tantissimi posti distanti e quindi si confluiscono tantissime energie che neanche riusciamo a immaginare, sia buone che meno buone. A me è capitato anni fa di mettere le mani su un carrello della spesa e di essermi preso una larva terribile che non conoscevo. Infatti una gente che abitava a 700 km da me si era accorta che sul braccio aveva una larva terribile. No, quindi bisogna sempre stare attenti. Oppure, come già spiegato in altre pillole, ci sono guerre che magari da una città all'altra iniziano, prendono forma e mandano i propri maghi, no? I propri maghi a seminare dei geni, ad esempio, dentro dei palazzi che hanno solo l'ascensore o che la maggior parte delle persone prende ascensore. Quindi questi geni vengono messi addirittura dentro i bottoni degli ascensori. A chi non è mai capitato di vedere una lucina, no? Che entrava nel proprio corpo pensando che fosse uno scambio elettromagnetico, magari della moquette, roba del genere, no? O negli stipiti delle porte, no? O anche nelle tazzine di caffè. Capite? Cioè, ci sono situazioni che noi, da, tra virgolette, ignoranti, non ci rendiamo conto che esistono, ma come diceva il mio vecchio, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Quindi, per forza di cose, bisogna pulire. Ma la pulizia energetica, che è quella che fa il maestro Veneziano di Gara, costa 100 euro, dura 4 venerdì generalmente, quando più o meno le persone sono a casa, a letto, insomma, per fare in modo che si vengano ripulite. Non puliscono il futuro, puliscono il passato. Perché? Perché chiaramente nessuno può garantire che se va al mare, faccio un esempio, o in vacanza alle Seychelles, no? Dove magari c'è una guerra tra tribù, tra gruppi misterici, la persona beve un caffè o stringe la mano a un indigeno, magari questo qui senza neanche saperlo, è stato contaminato da forze eteriche. E quindi di conseguenza porta nella propria nazione un genio che magari non voleva neanche essere qui. Questi sono degli esempi proprio blandi, no? Quindi è chiaro che la pulizia energetica è sempre molto importante da fare. Poi la pulizia energetica al massimo riesce a tenere 6 mesi, no? Cioè quando una persona è pulita, il suo corpo eterico più o meno è pulito, no? E riesce a difendersi da questi attacchi di vampiri eterici, lave astrali e quant'altro, per il massimo 6 mesi, no? E chiaramente dopo bisogna, perché ha la possibilità finanziaria, fare un mantenimento di 20 euro.
Certo, non è per tutti, prima di tutto perché uno ci deve credere e uno poi deve capire anche l'importanza di queste pulizie. Comunque noi lo offriamo nel nostro servizio nella pagina web del capitano.artevista.org. Poi chiaro, per chi vuole iniziare ci sono i circuiti del Marietto Veneziano, i circuiti radionici sono gratuiti, va nel sito Capitano, legge le istruzioni di ebook, è tutto gratuito, se li stampa e comincia a studiare, può anche fare qualcosina da solo. Io ho anche spiegato come fare blandamente, ma sempre un buon risultato da solo. Bene, grazie cari amici e alla prossima. Ciao.